Edizione della notte del nostro audiogiornale con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Un sacerdote è rimasto ferito dopo che una persona in possesso di un coltello si è introdotta oggi nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Trieste. Secondo una prima ricostruzione, il viceparroco, cittadino indiano, avrebbe trovato l'uomo in chiesa che sarebbe apparso instabile. Spaventatosi, il sacerdote sarebbe fuggito, ferendosi mentre cercava di scavalcare un cancello. Non è stato accertato se l'uomo in quel momento stesse brandendo il coltello. Il viceparroco avrebbe raggiunto il parroco titolare, don Antonio Greco, avvisandolo dell'accaduto. Sarebbe intervenuta anche una terza persona, ospite della parrocchia, che proteggendosi con un bancale sarebbe riuscita a togliere il coltello all'uomo, seguendolo fino alla fermata dell'autobus per cercare di trattenerlo. Rilievi di legge da parte degli agenti della Questura di Trieste intervenuti sul posto con una squadra volante insieme al personale del 118 per le prime cure mediche. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.025, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.421, mentre i clinicamente guariti sono 145. Si registrano 4 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 289 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione. Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alla protezione civile, nonché vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste rimane il territorio più colpito, 153 casi, seguono Udine 71, Pordenone 61 e Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.252 infettati, Udine 951, Pordenone 634, Gorizia 186. A questi si sommano 2 persone non residenti in Friuli. Sono 11 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 109 quelli ricoverati in altri reparti e 1.050 quelli in isolamento domiciliare. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha accolto con grande preoccupazione la notizia dell'operazione del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gorizia, coadiuvato da altri settori, che ha visto coinvolti 6 extracomunitari richiedenti asilo di origine afghana e pakistana che spacciavano droga a giovanissimi nell'area della Valletta del Corno a Gorizia. È inaccettabile che i nostri ragazzi vengano avvicinati e irretiti da persone senza scrupoli che forniscono loro droga, andandoli praticamente a cercare davanti alle scuole. Si è svolto oggi a Palazzo d'Aronco, sede del Comune di Udine, un nuovo incontro con i rappresentanti delle associazioni di categorie convocati dal sindaco Pietro Fontanini in vista dell'inizio della fase 2. Presenti, oltre al primo cittadino, il vice sindaco Loris Michelini, gli assessori Francesca Laudacina, Maurizio Franz e Alessandro Ciani, Giuseppe Pavan per Confcommercio, Marco Zoratti per Confersercenti e Eva Seminara per Confartigianato. Tanti temi posti sul tavolo sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte delle associazioni, che hanno espresso unanimemente il loro apprezzamento per quanto il Comune ha fatto e sta facendo per attutire il più possibile, per quanto sia di competenza, l'impatto dell'epidemia sul commercio cittadino. Apprezzata soprattutto l'azione messa in atto nei confronti del Governo per un'anticipazione dell'apertura di bar e ristoranti, non solo rispetto al 1° giugno, ma anche rispetto al 18 maggio. Restando in tema, intanto, quest'oggi flash mob a San Giorgio di Nogaro. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night
sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per domani, venerdì 1 maggio. Nella notte e nelle prime ore del mattino saranno probabili piogge anche abbondanti e temporalesche, specie sulla fascia orientale, con nevicate in quota fino a 1600 metri circa. In giornata nuvolosità variabile con schiarite anche ampie, ma specie nel pomeriggio, e in serata saranno probabili rovesce e temporali sparsi. Sulla costa vento da sud o sud-est debole o moderato. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura oscilleranno tra i 10 e i 13 gradi, mentre le massime tra i 19 e i 22. Sulla costa le minime 12-15 gradi, le massime 17 e 20 gradi. Con questo è tutto, non resta che augurare a tutti voi una buona notte, buon 1 maggio e ci sentiamo alla prossima edizione, poco prima delle 14.